Buonasera e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Messina Denaro non godeva di complicità dentro la clinica. Così il procuratore di Palermo De Lucia durante la conferenza stampa che ha svelato nuovi dettagli sull'arresto storico di oggi del boss. I carabinieri hanno sequestrato tutte le cartelle cliniche relative al boss presenti nella clinica. Nelle cartelle, anche sotto forma di file, vi è tutto il percorso medico del paziente, operato a Marsala prima per tumore al colon, poi nella clinica palermitana per metastasi al fegato. Agricoltore per mestiere ma anche commerciante di olive. È un incensurato l'uomo arrestato stamattina insieme al super latitante Matteo Messina Denaro. Giovanni Luppino è l'autista del boss, l'ha accompagnato in clinica a Palermo per le cure. Si occupava di fare da intermediario tra produttori e grossi acquirenti che arrivavano dalla Campania. Un pauroso incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la strada statale 115 nelle vicinanze del bivio di Realmonte in provincia di Agrigento. A causa del violento scontro sono rimaste ferite 2 donne. Le persone ferite sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove non si troverebbero in pericolo di vita. Nella giornata di domani, martedì 17 gennaio 2023, in Sicilia il tempo sarà stabile e parzialmente soleggiato, con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico sul litorale tirrenico e il litorale ionico il tempo sarà variabile con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Le temperature in Sicilia domani rimarranno stabili e la provincia di Siracusa risulterà essere la più calda con massime di 20 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10.